Buongiorno cari amici che mi seguite su Facebook e su YouTube. Oggi volevo svolgere alcune considerazioni con voi. Si parla tanto di riforme istituzionali, di riforme della giustizia, ci si riempie la bocca di tante parole, però nei fatti non si vede niente di concreto, né con il governo di destra né con il governo di sinistra. A questo punto io mi permetto di proporre alcune semplici riforme che potrebbero aiutare tutti a vivere meglio e a risparmiare anche dei soldi, cosa fondamentale in questo periodo. Come prima cosa io proporrei di accorpare i comuni al di sotto di 15.000 abitanti, magari escludendo quelli montani che si trovano al di sopra dei 1.000 metri. Seconda proposta è abolire le province o addirittura abolire la regione, comunque uno dei due enti intermedi. Poi ridisegnare le regioni con dei referendum popolari e renderle tutte a statuto speciale, quindi autodeterminazione sia nella spesa che anche nella responsabilità della spesa, assegnando dei budget alle regioni e penalizzando concretamente quelle che lo sforano. Poi naturalmente ci vorrebbe una nuova legge elettorale che reintroduca le preferenze, la riduzione dei parlamentari a 500 unità, la riduzione degli stipendi dei parlamentari e magari adeguando gli stipendi dei sindaci che svolgono funzioni a tempo pieno e che comunque hanno delle responsabilità ben maggiori di un parlamentare che ormai è praticamente destinato a votare sì o no senza nemmeno prepararsi perché devono rispettare quelle che sono le direttive dei segretari di partito. Un'altra riforma importante secondo me è la regolamentazione per legge delle regole democratiche agli interni dei partiti, con elezioni primarie aperte ai soli iscritti e non a quelli che pagano i 2 euro come ad esempio all'interno del PD. Poi drastica riduzione delle auto blu, non ci si può più permettere e non ci si può permettere in ogni caso di mantenere 63.000 auto quando sarebbe sufficiente che le auto venissero assegnate solo ai presidenti di regione, ai presidenti di consiglio, al presidente del consiglio, al capo dello Stato. Poi un'altra cosa importante, l'esclusione dai pubblici appalti di quelle aziende condannate per corruzione. Non è possibile che si possano perdonare certi errori che poi errori non sono e diventano dei vizi terribili che vanno a contaminare anche i centri di spesa. Poi direi assolutamente esclusione della possibilità di essere eletti per tutti i cittadini con sentenze passate in giudicato per reati anche comuni. E infine, cosa non meno importante, istituire dei test d'ingresso di cultura generale per chi desideri candidarsi a qualsiasi livello, perché non è possibile assistere ad interviste tipo quelle fatte dalle Iene, dove c'è gente che non ha un minimo di competenza in nessuna materia. Si è aperto il dibattito, ditemi come la pensate.